un'osteria. Di Candida de Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Siamo arrivati in un posto meraviglioso a Tarzo, sulle colline di Tarzo, Corbanese, e se guardiamo è uno spettacolo straordinario, fantastico. Queste sono le colline patrimonio dell'UNESCO e qui ha un bellissimo locale Renato e la Angela che gestiscono il ristoro da Gelsomina. È un locale dove si degustano cibi genuini, è un locale fantastico dove si può passare una serata in maniera meravigliosa. Qui siamo all'imbrunire, vedremo fra poco che ci saranno delle luci fantastiche, luci notturne, che ci permetteranno di passare una serata insieme a voi a tavola con lo spiedo di Renato e Angela. E adesso entriamo a vedere lo spiedo. Ecco, siamo entrati nel locale naturalmente di Renato. Renato, questo è un posto fantastico. Abbiamo visto adesso fuori, c'è un panorama che è stupendo. Sì. Panorama che è patrimonio dell'UNESCO. Patrimonio dell'UNESCO. Siamo pronti per fare la preparazione dello spiedo, che è la che specialità. poi naturalmente deve andare Sì. qualche ora. Quante ore deve star su, deve cucinare? Lo spiedo è dalle 5 ai 6 ore. Ma deve essere sempre seguito, bagnato? Sì, bagnato pian piano, cioè proprio di andare piano, così Certo. rimane bello morbido, sugoso, no? Bello secco, diciamo. Perché Sì, più piano è che va, meglio è, più buono viene. certo. Naturalmente è importante anche la carne, tu mi hai beh. detto che hai dei fornitori di carne Sì, è bella. top. Sì. Deve essere la qualità della carne, della materia prima, se no... Cioè la materia prima è già un passo in più, Certo, insomma, come certo. qualità e roba. Naturalmente che gestisce questo locale c'è Renato e Angela, Sì. che è la tua signora, che con grandi sacrifici ti Sì, segue, mi segue proprio. perché di solito gli uomini sono padroni, devi eh. fare così, ma lei è grande, è sempre, io l'ho vista, ho avuto modo di vederla, è sempre sul pezzo, non perde mai un No, attimo, è vero. è brava veramente. Sì, dai. E poi abbiamo quello che segue lo spiedo dalla preparazione eccetera, che si chiama Giorgio, che lo vedremo dopo, lo Arriva più tardi, sì, che lui... Bene. Allora vogliamo incominciare? Iniziamo Vuoi andare già a a mettere prendere? su, sì. Perfetto. Andiamo. Prendi. Eccoci Ecco, qua. fermo qua. Questo, guarda che carne, guarda che meraviglia, guarda che sì. colori. Cioè, quando vedi la carne così è veramente qualcosa di eccezionale, di straordinario, Sì. perché è difficile far vedere prima di... la sì. fai vedere cotta, ma cruda. Cruda. Vai, prepara che sicuramente questo verrà uno spiedo dei migliori che noi abbiamo assaggiato, che noi abbiamo mangiato, e questo al ristoro da Gelsomina, gestito appunto da Renato e Angela con i loro collaboratori. È una cosa di grande eccellenza, di grande straordinarietà. Ne vedremo delle belle dopo. Ecco qua, adesso Ecco. comincia ad andare fino a stasera, quando sarà pronto, pian piano, così. Bene,
Allora, che ne dici se facciamo io e te un primo brindisi allo spiedo? Naturalmente questo, Renato, è un vino che tu hai scelto appositamente per lo spiedo. che viene accompagnato. È di? È delle nostre colline qua, della Sara Mine Goods, che è la nostra cantina qua giù. Ah, della Sara, la conosco. Sempre. E allora noi facciamo un cin cin, un brindisi per questo spiedo straordinario. Ebbene, abbiamo preparato lo spiedo. Giorgio ha fatto miracoli questa sera perché vedo che è veramente fatto molto molto bene. Che cosa dici, Renato? No, è stato bravissimo, dopo la sua cottura lenta che ha fatto, è stato bravo, dopo 6 ore di cottura. Dopo Giorgio gli ha dato un ultimo tocco di magia, no? Alla fine. Adesso è pronto a mangiare. Renato è il titolare di questa azienda con Angela, che non ha voluto sedersi a tavola, ma non perché non vuole stare è con perché noi. è timida, allora. No, ma non è neanche timida, deve servire i clienti, perché bisogna alla fine anche servire i clienti. Poi abbiamo Timmy, Sì. che è invece Caposala. il caposala, quello che coordina il lavoro in sala. Sempre pieno di lavoro questo locale qui, perché con lo spiedo, come fate lo spiedo, deve essere straordinario veramente. E poi questo spiedo lo vuoi accompagnare col vino Della Sara Mine Goods, che è un Cabernet vino. rosso corposo, che è Cabernet Alba 99. E allora, siccome poi alla fine facciamo il brindisi, naturalmente i nostri amici bibanesi, il nostro amico Darè è sempre presente con il pane Darè, perché lui non lo vuole chiamare i bibanesi, non sono grissini, sono pane Darè. Eccoci. E ti posso garantire che tanti anni che conosco l'azienda Darè, la tua scelta di adoperare i libanesi qui è stata una scelta sono bravi e veramente sono anche buoni. Adesso io direi di fare una cosa. Prima facciamo un assaggio, perché è giusto. Io ti devo testare. dire, io quando vedo queste cose qua, guarda, vado in brodo di giuggiole e sai cosa scelgo come primo? È la cosa più bella del mondo. Ma voglio vedere anche te assaggiare. Certamente. Poi facciamo la gara, chi lo finisce prima. Anche voi, dai. È qualcosa di sublime, è qualcosa di fenomenale. Giorgio, ma sei un grande. Io non ti lascio mica libero. No. Ti trovo ancora, Anche a massa i sedili qua. Prova a assaggiare insieme. Una costicina eccezionale. Regia, tu non guardarmi per attraverso, che poi ti sederai anche te qui con noi. Allora, faccio l'ultima cavolata. Le costicine si mangiano così. Ecco. E adesso facciamo il brindisi. Più gustose. Grazie. Ragazzi, alla Gelsomina, a Angela e Renato, un cin cin. Evviva! Grazie. Tanta salute e tanta prosperità, ma con questo cibo non c'è altro che prosperità.